Mentre la legge su tempi e modalità di risposta ai malati terminali per l'accesso al suicidio assistito presentata dall'associazione Luca Coscioni non ha vita facile nelle regioni, il Veneto l'ha bocciata per un voto, l'Emilia Romagna e Puglia per evitare la stessa debacle hanno dribblato l'aula con una delibera di giunta, la società civile dimostra invece di essere molto più avanti della politica su questo tema. Il 22 dicembre 2017, dopo la morte di Eluana Englaro, il Parlamento approvò la legge sul testamento biologico, entrata in vigore il 31 gennaio 2018. Da allora 199.000 italiani hanno sottoscritto le disposizioni anticipate di trattamento, le cosiddette DAT. La normativa dispone che in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche, una persona maggiorenne e capace di intendere e volere possa esprimere nero su bianco consenso o rifiuto su accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e trattamenti sanitari e depositarlo al proprio comune di residenza che ora lo richiede al momento del rinnovo della carta d'identità elettronica. Il Veneto, bianco di forte declinazione cattolica, è quarto in Italia per numero di DAT, 18.071, il 24% in più rispetto alle 14.000 del 2021. Emerge dal lavoro condotto dall'associazione Luca Coscioni, che con la presidente Filomena Gallo e il tesoriere Marco Cappato sottolinea: in mancanza della relazione del Ministero della Salute, dall'inizio del 2022 abbiamo promosso un accesso agli atti generalizzato per chiedere agli 8.000 comuni italiani quante DAT abbiano ricevuto e quante siano state trasferite alla banca dati nazionale. I 7 comuni capoluogo del Veneto hanno fornito i dati, al 100% Verona e Vicenza, all'85% Padova e in percentuali minori gli altri, quindi l'esito è in aggiornamento. 7 persone al giorno ci chiedono informazioni al numero bianco 0699 314409 perché mai nessuna campagna informativa istituzionale è stata lanciata nonostante l'interesse crescente della popolazione, denunciano Gallo e Cappato. Il ministro della Salute Orazio Schillaci e i presidenti di regione pongano fine al boicottaggio. Al momento sono solo 5 italiani su 1000 a conoscere questo diritto, eppure i dati sono confortanti. Il 2023 registra il 61% dei dati in più rispetto al 2022. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è martedì 13 febbraio 2024. La prima notizia del giorno riguarda il testamento biologico. In Veneto depositati 18.000 DAT, disposizioni anticipate di trattamento, appunto il cosiddetto testamento biologico. L'associazione Coscioni chiede ai presidenti di regione maggiore informazione perché attualmente non ce n'è, solo 5 cittadini su 1000 conoscono questo diritto. Vediamo i commenti della politica. Alberto Villanova, capogruppo in regione della Lega, dichiara: è un tema davvero molto sentito, purtroppo la politica è in dissonanza con il comune sentire. E Vanessa Camani del Partito Democratico dice: la dignità e la qualità del fine vita sono necessità incomprimibili per le persone. Vediamo rapidamente anche la classifica delle regioni per numero di DAT depositate. C'è al primo posto la Lombardia con oltre 37.000 testamenti biologici, poi l'Emilia Romagna con 21.000, il Piemonte 18.500 e poi quarto il Veneto con 18.000 testamenti biologici, appunto. Seguono Toscana, Lazio e poi le altre regioni. Insomma, un tema sempre più sentito, quello del fine vita in una popolazione, quella italiana, che invecchia sempre più rapidamente e dove l'aspettativa di vita supera ampiamente gli 80 anni. Ma vediamo sulle pagine del Corriere del Veneto, che mette in primo piano questa notizia. Abbiamo letto le prime colonne dell'articolo a pagina 2. Vediamo appunto anche il punto della situazione in una sintesi su cosa sono le DAT, il testamento biologico
e come funzionano. Con le disposizioni anticipate di trattamento, appunto le cosiddette DAT, si esprimono consenso o rifiuto scritti su scelte terapeutiche, atti medici e accertamenti diagnostici. La legge in vigore dal 31 gennaio 2018 consente il testamento biologico ai maggiorenni capaci di intendere e volere e che abbiano acquisito adeguate informazioni mediche. Il testamento biologico va depositato al proprio comune di residenza, che oggi lo propone all'utente al momento del rinnovo della carta d'identità elettronica. In alternativa, il testamento biologico può essere depositato dal notaio. La DAT non comporta costi, i comuni le trasmettono alla banca dati nazionale alla quale accedono ULSS e ospedali per conoscere le volontà dei pazienti in condizioni critiche. Se la malattia impedisce al soggetto di scrivere, è accettato un videomessaggio purché sia chiaro nell'espressione delle volontà. Si può indicare nel documento anche un fiduciario. Contemplano il consenso informato a terapie, cure palliative, pianificazione dei trattamenti e, in casi di grave sofferenza, alla sedazione profonda e all'interruzione delle terapie. Questo per quanto riguarda la notizia in primo piano. Oggi appunto 18.000 testamenti biologici già depositati nella nostra regione. Ma proseguiamo la rassegna stampa di oggi con un'altra notizia che troviamo sempre sulle pagine del Corriere del Veneto. Pochi iscritti al liceo del Made in Italy, il nuovo indirizzo in Veneto non parte. Insomma, si è rivelato un flop anche nella nostra regione. L'indirizzo del Made in Italy, fortemente voluto dal governo Meloni, lo vediamo nei numeri raccontati nell'articolo di Costanza Francesconi e Beatrice Branca. È l'indirizzo meno scelto in assoluto in regione. La platea corrisponde soltanto allo 0,02% del totale, una debacle assoluta. Nella nostra regione nel frattempo cala anche l'interesse per classico e scientifico. Bene invece gli istituti tecnici 4+2. E allora leggiamo l'inizio dell'articolo che troviamo a pagina 5 del Corriere del Veneto di oggi. In Veneto il liceo Made in Italy non ha i numeri per partire, il nuovo indirizzo si rivela un flop. Su 43.666 studenti veneti solo lo 0,02% si è fatto tentare dalla novità. È andata meglio invece la riforma 4+2 proposta ai tecnici e ai professionali. Dei 6 istituti che avevano aderito al percorso di diploma quadriennale, 5 hanno avuto iscritti a sufficienza, mentre 1 rimane sotto la soglia e ha rinunciato. Sabato si sono infatti chiuse le iscrizioni e i dati provvisori mostrano in Veneto un calo di interesse per i licei e un 2024-25 all'insegna dei tecnici e dei professionali. I 3 licei che avevano deciso di cavalcare l'onda della novità del Made in Italy erano il Carlo Montanari di Verona, il Giovanni Cotta di Legnago e il Brandolini Rota di Oderzo. I dirigenti avevano fortemente creduto alle potenzialità di questo nuovo indirizzo, riorganizzando in poco tempo l'organico delle loro scuole. Non abbiamo avuto iscrizioni perché le indicazioni su questo liceo sono arrivate dal Ministero il 28 dicembre, dice Don Massimo Rocchi, direttore del Brandolini Rota. Ci siamo accreditati, ma era difficile partire prima del 2025, spiegano. A Verona invece qualche iscritto è arrivato ed il vicepresidente della provincia David Di Michele, con delega alla scuola, non vuole dunque ancora rinunciare del tutto al liceo Made in Italy. Il tempo è stato davvero ristretto per informare ragazzi e genitori, afferma Di Michele. Ho quindi scritto una lettera al Ministero per verificare se è fattibile una proroga sul termine delle iscrizioni, con la speranza di aumentare le adesioni. Insomma, di tutto pur di salvare in corner questa idea che quella del liceo Made in Italy, che però non solo in Veneto ma in tutta Italia non ha trovato grande entusiasmo da parte degli studenti, che semplicemente non si sono iscritti a questo nuovo indirizzo. Complessivamente in Veneto per l'anno scolastico 2024-2025 viene scelto nel 45,9% dei casi un liceo. Al primo posto l'indirizzo scientifico scienze applicate, oltre il 10%, poi il scientifico tradizionale attorno all'8%, a seguire il linguistico, artistico, scienze umane e poi il classico per il 3% degli studenti. I professionali complessivamente raggiungono il 14%,
0,8% del totale e i tecnici il 39%. Questo per quanto riguarda appunto la scelta delle iscrizioni alle scuole superiori nella nostra regione. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con altre due notizie. La prima sulle pagine del Giornale di Vicenza: medici di base contro la regione. Il sindacato FIMG lancia lo stato di agitazione dichiarando: ci offrono solo 7 ore pagate a un impiegato per ogni camice bianco. La replica della regione è dura, vi siete ritirati dal tavolo a inizio trattativa. Ma vediamo le ragioni dei medici di base. Alle nostre analisi, alle nostre proposte ripetutamente avanzate non sono seguiti segnali di apertura, solo silenzio. Per questo di recente la FIMG del Veneto ha abbandonato il tavolo negoziale per il rinnovo dell'accordo integrativo regionale AIR, il cui ultimo testo, lo ricordiamo, risale al 2005. Per questo, seppur a malincuore, per la terza volta in pochi anni il sindacato si vede costretto a proclamare lo stato di agitazione. È il comunicato con cui Maurizio Scassola, segretario regionale del sindacato più rappresentativo dei medici di base veneti, annuncia la nuova rottura con la regione. Il fulcro del problema, a scorrere la nota di FIMG, non sono tanto i medici ma l'aiuto di impiegati che dovrebbero assisterli nel gestire i loro studi. La FIMG proponeva alla regione di ricevere la cifra che serve a pagare 14 ore settimanali per ogni medico di medicina generale per il personale amministrativo. E invece nella bozza di proposta di accordo AIR giunta da Palazzo Balbi a inizio dicembre ne sono state offerte la metà, 7 ore, e Scassola sbotta una proposta deludente che non risponde ai reali bisogni della popolazione. Per una seria riorganizzazione delle cure territoriali la Regione Veneto dimostra purtroppo assenza di programmazione e di idee. È un affronto al buon senso e una chiara dimostrazione di non aver compreso le criticità e di non voler proseguire nelle trattative. E così è stato appunto dichiarato lo stato di agitazione. Chiudiamo con un'ultima notizia flash, tornando sulle pagine del Corriere del Veneto. Un caso politico: Gino Cecchettin mette fine al gossip e dichiara: non mi candido col Partito Democratico. Gli haters scatenati sui social, ma appunto dopo che nei giorni scorsi erano circolate delle ipotesi di una candidatura di Gino Cecchettin nelle liste del PD, oggi arriva la smentita: niente europee e i legali annunciano querele. Il nostro assistito non può accettare che passi il messaggio appunto falso secondo cui lo stesso approfitti della tragedia che ha colpito la propria famiglia per trarne notorietà, utilità o qualche posto di rilievo. Pertanto lo stesso valuterà eventuali azioni a tutela della propria persona. Questa la nota dei legali della famiglia. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.